fascisti, antisemiti, vergognatevi, state distruggendo questo paese. Vergogna! Vergogna! Antisemita, fascista, vergogna! Fascisti, siete la vergogna di questo paese. Urla, insulti in Piazza della Frutta domenica intorno all'ora di pranzo. Una donna si è accanita contro un banchetto della Lega Nord. Dall'altra parte i militanti del Carroccio rispondono urlando Bibbiano, Bibbiano. Attimi di tensione culminati con uno sputo della sconosciuta contro il consigliere regionale Fabrizio Boron, che si era avvicinato per cercare di allontanarla. Siete antisemiti, io vivo all'estero e voi siete una barzelletta, continua provocatoriamente la donna. Dopo aver inveito contro i leghisti che la stavano filmando con il cellulare, si è allontanata prima dell'arrivo dei carabinieri, lanciando lo sputo contro Boron. Alla scena hanno assistito molti militanti che erano lì per raccogliere firme a sostegno di Matteo Salvini. Nel video si vedono la consigliera comunale Wanda Pellizzari, gli ex consiglieri Federica Pietrogrande e Simone Schiavo. I carabinieri, arrivati in Piazza della Frutta, hanno cercato la sconosciuta, che però si era già dileguata. Immediate le reazioni politiche e la condanna unanime da parte della Lega. C'è chi proprio non riesce a concepire un confronto politico che prescinda da insulti e violenza, ha scritto in una nota il segretario nazionale Lorenzo Fontana. Dello stesso parere anche il governatore Luca Zaia. Il video di quanto accaduto a Padova è stato postato anche da Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook.